Voglio, questo è proprio il re dei frustrati. Ma le devi fare stretto le curve. C'ho tutto in video, c'ho. Sale un ragazzino, voi rischiate di ammazzare. Oh. Sì, ma stanno infannando, ma perché? Evitate di fare tarantelle o questioni, però a volte ti parte l'embolo perché qua veramente c'è uno più distratto dell'altro. Bella a tutti e bentornati sul canale. Noi siamo in live già da una mezz'oretta con questi esemplari. Stasera c'è Luca, Manuele, Alessio dietro le quinte, Johnny 2 e qui c'è dove sta? C'è lui, Gianluca. Ragazzi, Gianluca, scusate. Ragazzuoli, oggi naturalmente andremo a reagire a quello che già avete visto, lo spoiler. Voi su YouTube avete visto già l'intro ed non è un argomento. Allora, non si fanno questioni per strada. Questo è un argomento che già abbiamo trattato, però a volte parte proprio il neurone. Mo' ci guardiamo il video e capirete meglio tutto il ragionamento. Poste Sardegna, ragazzi, e già mi sono rotto il K di camminare per Napoli. Sto litigando con tutti quanti, le rotonde non le sanno fare, si buttano da tutte le parti, provano a farti le rapine, vedete? Buche ovunque. Quando abbiamo camminato, ragazzi, per chilometri e chilometri senza vederla nemmeno una... Voglio, questa settimana usciranno tutti i video della Sardegna e naturalmente la tangenziale ha 2 corsie, ma voi ne fate 3 perché così il traffico è ancora più intenso. Scusami, passo prima io, diamo priorità ai grandi. Dai, ma è mai possibile tutto questo traffico sempre qua? Giusto. Signorina, non si preoccupi, qui abbiamo tutto calcolato al millimetro. Questo che stringe o ti allargo o ti graffio la macchina. Come la mettiamo? È brutta la frustrazione, non ci pensare. Vai, bussa lì. La giornata non è che è iniziata a me. Ma che urli a fare? Ma se non la sai guidare la moto, parcheggiala. Che poi ce l'avevo col signore che alla fine poi si è spostato. Sì, già scende, non fa. Guarda che bello, stiamo scherzando, non mi preoccupare. Siamo amici, è tutto uno scherzo. Ma lei che faccio capatti chi l'indovina? Non ci posso pensare, terrorizzato, non ho capito niente. Cosa... No, aspetta, ripeti questa cosa. Non ho mai visto nessuno dare una testata a uno specchietto di un'auto. Dammi 50 euro faccio. Cioè, io avete capito cosa pensa questo deficiente e quell'altro più deficiente di lui ha risposto pure. Guarda perché. Dammi 50 euro e lo faccio io. Guarda perché. E qua io mi sarei alzato e testata subito. Dopo ero un casco e ti fai male alla capa e esci fuori una motocicletta. No, piglia e cadi poi. Scemo tu. È duro, Le file da 5! Quanto siete belli! Le fate voi le leggi a Napoli! Il signore si è affacciato, guarda che bellino. Buongiorno. Buona 09! Lo so che siamo arrivati sul Vesuvio, ma è ancora presto per scatenarti. Siamo arrivati sul Vesuvio. Questa giornata c'eravamo io e Alessio. Luca stava girando per il Vesuvio, che stava facendo delle foto e dei video. Qua saliamo e nel momento in cui saliamo, adesso vi faccio vedere, più o meno acchiappiamo 2-3 macchine che ci invadono la corsia, pullman, un po' di tutto. Quindi è normale che uno... Cioè, non dovete avere reazioni del c***o per strada. Evitate di fare tarantelle o questioni, però a volte ti parte l'embolo perché qua veramente c'è uno più distratto dell'altro. Io sto andando piano, Stava nell'altra corsia completamente. Cioè, questo non ha proprio scansato. Mo' se arriva qualcuno... Dai, stupido. No, così da sta guidando che la da parte. Ma mo ci abbiamo organizzato sabato. Noi stiamo dando vita e stiamo a cenare action. Mo ci abbiamo organizzato sabato. Guarda. Ve lo ripeto ancora una volta, quando salite il Vesuvio tenete tantissimo la destra, ragazzi, perché questi qua non se ne fottono un cazzo. Anche se le piante rischiano di acchiapparvi. Meglio una pianta in faccia o addosso, quindi un graffiettino, che prendere un pulmino di faccia. Oh! E ma che... Cioè, fra, nello stesso momento lo stavo finendo di dire, ma tu guarda come fa? Le Mi tagliano stringe le proprio, mi stavo stringendo, Guardalo! Questo è proprio il re dei frustrati e dei c***oni proprio, perché c'è... Guardalo!
No, ma guarda lo spazio c'ha pure dall'altra parte, capito? Cioè si vede palesemente che mi è stretta apposta. Cioè tu qua c'è tutto lo spazio per fare la curva, non mi stringi così. Fermo. Fai la curva? Ma mi stai ammazzando, guarda come fai le curve! Ma le devi fare stretto le curve! La frustrazione, qual è il tuo problema che mi vai a stringere la strada, stava mandando. Tutto, ma inzenare tengo vinti, esci! Va, vieni, tienimi addosso! Ah. Che sei un minimo mi tocchi? Un minimo mi tocchi? Questa è curva strettissima, io la conoscete sta curva del Vesuvio, capito dov'è? Passato. No, e guarda dove mi stava. Un minimo mi tocchi? Fra, questo doveva buscare. Cioè, vai io qua, no, se conoscete il Vesuvio e conoscete questa curva, vai io. Non si ferma questo, non si ferma. No, non si è fermato. Ma a un certo punto ma sincero che ci perde a fare il tempo. Perché poi, cioè, uno vuole evitare di fare tutte queste cose. Ma qua in questo momento sale un ragazzino. E quello che ho detto anche io prima. Sale un ragazzino. Cioè, voi rischiate di ammazzarlo. Chi non ha esperienza in quel momento. Io là mi sono stretto giusto perché so io. Conosco, mi infilo tra le macchine. Ho esperienza e mi sono riuscito a stringere bene. Ma là un qualsiasi ragazzino non aveva dimestichezza. Finiva nel pullman. E il problema è che dopo ti schiaccia un coso del genere. Cioè, ci finisci sotto. Io non lo so se non ci arrivano con la testa. Boh. Comunque continuiamo. Ma nella curva che hai fatto tu però, in questa curva no. No, in questa curva qua non scansi niente qua. Qua non scansi niente. Sei una p***a d'uomo, hai capito? Sei una cacca d'uomo in poche parole, ragazzi. Che l'ho detto. Cioè, questa è la curva dopo il rettilineo, quello là che è un unico. Fermi! Guarda qua, vai giù. Cioè, questo è un omicida. Guarda come fa le curve! Ma guarda come corre, come rimbalza il coso, vai giù, perché guarda. Chi le sta correndo? Guarda come fa le curve! Criminale, ammazza qualcuno! Stava facendo le curve nell'altra corsia, si divertiva. Cioè non si rendono conto che scherzano con la vita delle persone. Stiamo facendo le curve sulla linea bianca. Sulla linea bianca. E lì avevi tutto lo spazio per poter fare la curva in maniera differente. E invece appena mi hai visto mi hai stretto addosso. No, guarda questo come fa la curva. Tutto, guardiamo adesso l'altro pullman come la fa. Guarda quanto spazio c'era, lo stesso punto. Cioè per sfizio devo stare a vedere. Guarda un cristiano che fa una curva decente. Poi ci passa la macchina qua. Come la fa? Ci passa Vedi? la macchina, guarda come ha fatto bella la curva. Quello invece appena mi ha visto mi ha stretto apposta. Cioè invece quello quando noi stavamo qua ha preso e ha stretto tutto lo sterzo. Ce l'ha fatta proprio apposta. Allora adesso succede quello che. Allora in poche parole ragazzi, qua tassisti, pullman eccetera, la maggior parte lavorano a nero e quindi puntano a guadagnare quanto più possibile in una giornata. E infatti fanno queste strade avanti e indietro non stop, caricandosi i turisti da giù a sopra. Fanno tipo servizio navetta. Corrono come i pazzi, si prendono 10-15 euro a persona. Tratte che non stanno né in cielo né in terra, quindi stanno come i pazzi. Il loro obiettivo è quanto fare più prima possibile per salire e scendere il Vesuvio. Ragazzi, ci dobbiamo organizzare. Per me potete venire tutti quanti da me a fare le live. Commentate tutti quanti sotto questo video YouTube. Voglio venire io in live. Sceglierò uno di voi e vi porterò in live. Naturalmente ragazzi dovete essere di Napoli. Se siete minorenni basta il consenso dei vostri genitori. Vi vengo a prendere, vi voglio pure accompagnare. Però dovete essere di Napoli. Affare fatto. Non ti appesantire il posteriore. Boh. Qua c'aveva ancora. Dici tu? Ragazzi, allora qua giustamente io stavo con la testa abbassata. Però il ragazzo con la 03 ha impennato, non si vede. Però potete vedere bene in questo momento che lui stava rallentando e quello dietro gli stava inchiodato dietro e inizia a bussare. Ragazzi, l'ha sfiorato cioè vada là. E devi dire che la ragazza che stava qua a fianco, la turista, ha fatto una faccia sbarrata. Si è terrorizzato. Io ve lo giuro, questa si è messa così. Fra, questo ti stava attaccato proprio nel culo. Lui giustamente, il ragazzo dice ho sbagliato io. Ma fino a un certo punto. No, è lui che stava andando, ma ti era attaccato proprio al culo. Allora ragazzi, mo ditemi la vostra nei commenti. Secondo voi uno che dice te ne sei accorto che tra un po' ci facevamo male, vuol dire che la colpa me la stai dando anche a me? Ti trovi con me? Certo. Cioè ti stai rendendo conto che mo ci facevamo male? Ma se tu mi tazzicchi 80 all'ora, cioè Io. Ma perché io ho detto ho sbagliato, Vabbè, sicuro a così e t'azziccarete non male che ci facciamo male.
Ah, boh, ma che tu hai fatto i camporici che fa 80 all'ora qua, ma lui stava impennando, questo è un altro discorso. Però tu non ti puoi azzeccare dietro al così, perché se lui piglia e frena o scivola perché sta una chiazzatore, tu uccidi e tu porti un po' a coscienza. Io posso sagliare voglio che tanta polizia fosse. Ah, lui ha detto in poche parole, voi qua in coppa un po' di proprio saggi. In verità, nemmeno lui potrebbe salire. Cioè, nessun autoveicolo, fra nessun autoveicolo può salire sopra al Vesuvio là. Cioè, a metà ci sta lo stop, c'è il divieto di transito. Chiaro voglio che tanta polizia fosse sul lavoro, no tu camizzi in aria, ok? Quello è il collegato. Chiama la polizia viene e ci caccia. Non tu tassista che scendi dalle nuvole che ti vuoi attaccare dietro e mi vuoi alzare in aria. Che è diverso. È diverso. Ma tu ti sei attaccato, c'ho il video. Tengo video, amo, ti sei attaccato a rete. Ti sei attaccato dietro. No, stai dicendo che... No, ma bella pure, ti non sto dicendo che tu non devi stare qua sopra. Ma scusa, non devi detto tu. Cioè, no, non mi hai detto tu vicino a me. Tu lo sai che qua sopra non potresti proprio stare, ragazzi. Poi voi non vedete le facce, perché il problema è. Ale, che faccia di aveva questo? No, stai dicendo che se si facendo male, tu stai facendo male, no is. No, che nessuno viene. Tu stai lottando allora azzeccata a rete. A guardare che stai passata là, sparrata all'occhio, sei messo paura. Non è che sto azzeccata a rete e non sto facendo niente. Che poi, ma cioè, esiste a distanza di sicurezza. Esiste a distanza di sicurezza. Non ti azzeccare da così. È vaga, sopra. È vaga. Va a faticare. Va a faticare. Ah, mo, va a faticare. È a faticare. Lui sai, ci ha faticato. Poi me levo faccia. Allora, io ti faccio la ma come ti Ah, qua vedi, lui lo ammette, io ci fatto cinema ma si leva ancora a parare. Guarda io giustamente che dico nel momento, perché poi dici una volta che ragiona così è tutto diverso. Cioè, perché se ammetti il tuo errore in primis è un'altra cosa. Allora, io ti faccio Non è ma per come ti A posto, bravo! Potevi dire benissimamente così, era diverso, vedi? Invece tu volevi la colpa a Is. Volevi la colpa a Is, però. No, io voglio la colpa a nessuno, se tu che hai venuto ti hai dato. No, perché guarda, tu mo hai parlato correttamente, però mo, perché me ti hai fatto la struzzata. E se poi venivi e dicevi, io hai fatto e tu stai facendo scemo che stai imbonnando, perché chi ti sta sbagliando a imbonnare? Io non ti sto dando tu. Poi qua ci eravamo dati anche la mano, cioè ne avevamo chiarito, cioè, nel senso che ci stava chiarendo adesso la situazione. E te ci facciamo male. E alla fine tu ti sei catarere, no Is. Ma infatti hai visto fatta scimità che sta imbonnando, ma tu ti sei catareta a 80 all'ora. A 80 all'ora, ammo, è diverso. Se ho in aria tu tieni 2000 kg, loco, tu porti un po' la coscienza, capi? Ah, il problema è tu la coscienza, ammo, non è amico, fra. Il problema è tu che voglio fare. Ecco, allora, ma qua cosa succede? Io mi spengo pure la GoPro. Nel frangente che lui arriva e che succede tutto questo, sono passate in un minuto. La cosa era finita. Io mi ero tolto il casco, avevo appoggiato il casco, stavamo parlando tra di noi. Lui si è fermato, tipo soprattutto. E vabbè, voleva attaccare, capire? Tarantello voleva capire poi, dopo. Il problema è tu che voglio fare. Ah, sì, il problema è tu che voglio sbattere. Però non sto dicendo. Devi sbattere giù. Ah, tu hai avuto torto, cioè che la Allora, Io sto dicendo che hai ragione ti sbatto, sono esatto, ti faccio uno che bandiamo. hai ragione, però viene e tu Allora, se posso voglio darti troppo, se posso se tu che devi andare a prendere le stai sbattendo stai girato fuori. Aspetta però, tu Noi facciamo la partita, stai girato fuori. Ah, ti hai avviato tu a prendere. ma perché tu li avere la torta a Is? Da dopo, stai girato fuori, stai sbagliato. Bravo, hai riassunto tutto. Quando le persone sono ignoranti e sono chiuse cervella, non ci puoi fare niente. Tu hai causato il tutto, tu ti sei fermato. E semplicemente ho fatto capire che a chi cazzo vuoi dare la colpa? Lascia stare, Poi vabbè, poi qua mo lascia stare anche io impennavo in modo. Cioè, ma in tutto questo noi avevamo chiarito. Poi è sceso lui dopo, così si vede che c'è partita un attimo la cosa in una macchina. Ma che devo fare? Torno indietro, aspetta, mo torno indietro. Oh, già fa pure. Avevo figlio qua, tranquillo. Allora, no, chi lo accompagna uno da vicino a San Battuto? Io ho chiesto semplicemente, tu hai torto, prima tu fai il seccatare. Ok, pronti, sbatteri. Ma che ti stai sbattendo? Tu hai che gli devi presso che ha faticato. Ok, mi sbatteri giù. Io ci semplicemente no. Sì, ma il sangue sta a me, ma perché? Calma. Bell'idea, al suo terzo ancora e non ti sbattere giù. Che ha faticato. Ok, mi sbatteri giù. Io ci semplicemente no. Sì, ma il sangue sta a me, ma perché? Calma. Calma ragazzi, guarda che non è successo niente.
Calma, calma, non sai che non ci siamo, posso metterci sul mezzo stronzato? No, è solo... Posso metterci sul mezzo stronzato? Io ci perso un frate un coppo mezzo. Uscite buono, divertitevi, fate bene, divertitevi. Mi raccomando solo un pochino. Voglio come vi schifo quando ve ne uscite e dici ci pensa a chi sta in coppa mezza, ci pensa a chi in coppa mezza. No, aspetta, però, mo quello che ci sta dicendo il signore semplicemente, vedi, senti prima. No, già la classica cosa, ci penso frate in coppa motorino, faccio nessuno in un bannato perché... No, non hai hit non bannata, hai state a te, hai tempo che non facete che si sa che la motocicletta attaccata per fare. Però vi dico, state attenti, aprite gli occhi. Ma chi si compra una Ferrari non se la compra per fare 60 all'ora o per fare 80 in tangenziale, parliamoci chiaro, ma non è nemmeno i 300, non è questo il punto, ma l'accelerata te la fai. Puoi essere dottore, avvocato, la persona più matura di questo mondo, come, cioè, se sei un testa di vai a 300 in città e là sei un però il punto è che, cioè, questo è il significato che quello che voleva dire il signore è semplicemente questo. Non trovo scorretto le persone che ti dicono ciò. Sicuramente sì, perché secondo loro noi siamo tutti quanti teste di cazzo che facciamo le cose senza Gianlu, ma tu attenzione. non impenni. Io impenno. E allora sei una testa di cazzo. Ma Tu faccio attenzione, e sbagli. non No, è- Gianlu, non- non puoi fare, non puoi dire fare attenzione. Finché la strada non sei solo tu, non è libera, non niente. Ah, no, pure questo- in un parcheggio ci può stare bene buono signore e mettere retromarci. Tu stai facendo una bannate, la macchina esce che sta solo lei e ti fatta cartella. Vabbè, comunque non ha detto nulla di sbagliato, secondo me. Non sai che è successo lì. No, è per questo, guidano a me. Loro capito la La faccia. mattina sera fanno che? Si è azzeccato dietro al ragazzo 80-90 all'ora, ma te lo giuro, accanto così. Vabbè, ma io vi faccio io il riassunto perché in poche parole questo ha detto anche lui. Questi questo fanno dalla mattina alla sera, devono portarsi la giornata, fanno le corse di 5 minuti per portarsi quanto più turisti possibili e quindi giustamente cercano di andare di fretta. Vanno di fretta perché devono portarsi la pagnotta a casa quanto più possibile. Bellissimo signore, però questi qua fanno come la catena e montaggi, fanno che mattina sera sottarata. Fare attenzione più, perché purtroppo oggi veramente a volte non si Sì, no, è una piccola stronza. così. Sì, sì, sì. Mi sono pensi di disturbare perché Ma quando mai? Anzi, apprezziamo. Volete vedere un po' di spoiler di quello che sto combinando con l'MSX? Voglio, non si abbassa più l'MSX. Cioè avete capito che non si abbassa più l'MSX? Diglielo che me la regali. 2 minuti, un coppanaro, non sa cale più. Ormai è diventata come l'SH, sì, voglio, non me l'aspettavo veramente in così poco tempo, perché poi 3-4 ore di allenamento, non vedo l'ora di che smette di piovere, già ho ordinato i vari pezzi perché la stavo grippando, che non arrivava più olio al motore. Ho preso una pompa che pesca dalla parte più bassa del motore quando sta in impennata così. Ho trovato un paio di siti fatti bene proprio. Volete vedere il mio primo tratto di un minuto, voglio, quando mi sono reso conto che era passato un minuto e quanto mi sono emozionato? Sto sognando! Voglio, ero fermo, questo sto dicendo. È una vita che lo sognavo. Ah? In prima. Tutto in prima. Fai lì, sono talmente di equilibrio che faccio tutto in prima. Mo che piglia 09, la frizione in prima, fermo così. Vum, mi interessa. Si firca. Sì. Ma mi senti come canto? Guarda come canto. Pure le curve, queste sono le curve italiane, capito dove sto? Sto facendo le curve, fra. Mi sto facendo le curve, fra, solo per fartelo capire. Le curve mi sto facendo. Sì! Cioè ragazzi, 2 giorni interi. Sembra la scarpa a terra, si è consumato tutto, si è fatto un buco così sotto la scarpa. Valentino tra poco prova a impennare a motore spento. Bravissimo. E l'obiettivo è quello, ragazzi, veramente non scherzo. E con questa, un paio di volte scendendo a Gnano, l'ho alzata, mi sono tirato la frizione e l'ho giocata solo di freno. Cioè, ma parliamoci chiaro, impennare a 100 all'ora, a 120, cioè se cadi rischi di farti male tu, la moto vola, puoi far danni. Ma se impenni a 10 km orari, mi è capitato di cadere con l'MSX 3-4 volte in questi giorni, no cadere, arrivavo oltre il punto, scivolavo dalla moto, la rimanevo bloccata così con la targa, e la ributtavo tranquillamente. Stessa cosa con la 09, non la riesci a mantenere, vedete Gianmaria, chi fa stunt, la prendono e la buttano a terra la moto, perché alla fine cadi da fermo all'impiede, pum pum, la lasci cadere e nessuno si fa male, non succede niente, c'è a quelle velocità. Per il TM ci sta
No ragazzi, il TM è diventato veramente difficile decidere chi, perché principalmente, a parte che siete in tanti che siete esplosi dopo il video del TM e commentate tutto, però ci sono ragazzi che veramente ci sono stati sempre dal giorno zero e hanno sempre commentato tutto senza avere nulla in cambio. Quindi sono molto indeciso. I lavori stanno andando avanti e mi stanno costando un bel po'. Sì ragazzi, devo spedire il pacchetto con tutto quello che c'è e in 15 giorni mi ritorno. Penso che in questo mese, fine mese, ci sarà anche il secondo episodio dove già vi farò vedere come stanno venendo i vari colori, come stanno venendo le varie cose. Quindi iscrivetevi al canale, andatevi a seguire su tutti i social, perché adesso uscirà a breve il secondo episodio. Noi stiamo per staccare, facciamo anche i saluti a voi su YouTube che state guardando questo video. Perché? Perché stiamo andando a fare 2 pinnatelle per strada. Io no. Oggi tutto il giorno no. Io sono una brava persona. Noi stiamo andando a un posto al chiuso. Stiamo andando. Oggi tutto il giorno ha diluviato. Io sono stato in depressione. E dobbiamo andare piano. Dove andiamo noi? Sulla strada che andiamo adesso è tutta nuova asfaltata, pulita con l'asfalto drenante. Chiocing, mammi. Ragazzuoli, noi ci becchiamo alla prossima live, alla prossima reaction lunedì. Quindi rimanete connessi. Un bacione forte. Ciao. Ciao ragazzi, ciao.